21 anni di carcere per Enrique Cappellari. È la sentenza emessa oggi dai giudici della Corte d'Assise di Vicenza per l'omicidio di Giulia Rigon, uccisa a soli 31 anni. Era il 19 dicembre del 2021 quando, in un camper usato come abitazione, parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano, si consumò l'omicidio. Giulia, commessa di Asiago, secondo le perizie della procura, sarebbe stata colpita con calci, pugni e ginocchiate. In particolare un colpo sarebbe stato talmente violento da spezzarle lo sterno, provocandole la fibrillazione cardiaca e il conseguente arresto respiratorio. Per l'accusa non ci sarebbero dubbi sulle responsabilità dell'allora fidanzato di Giulia, il 33enne Enrique Cappellari, originario di Foggia, che si trova da 2 anni in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo. Per lui la procura di Vicenza aveva chiesto l'ergastolo, anche se Enrique Cappellari si è sempre proclamato innocente. Oggi dunque arriva la condanna a 21 anni di carcere. Il tribunale ha stabilito che Cappellari sia posto in libertà vigilata dopo l'espiazione della pena.